Rispettare la veridicità dei fatti è un nostro dovere deontologico e quindi noi cerchiamo sempre di farlo. Delle volte non ci riusciamo, ma non per negligenza o per mala volontà, ma perché probabilmente è anche impossibile magari entrare proprio nel contesto di questo fatto, perché come sappiamo ormai l'informazione, come gran parte di tutta la comunicazione, è abbastanza a ritmi dettati dalla velocità, dal fatto che bisogna essere primi, arrivare subito nei siti, queste cose qui. Quindi delle volte per proprio mancanza di tempo non si riesce a dare magari il contesto del fatto. Però noi abbiamo, ripeto, il dovere di rispettare, di avere almeno l'onestà intellettuale di dire che scrivo quello che io penso sia vero, ok? Sarebbe molto grave scrivere dolosamente una cosa che non è vera. Potrebbe anche succedere, ma non è così, cioè noi abbiamo veramente quello che ci differenzia, secondo me, dai comunicatori, dai blogger, da qualsiasi altra categoria che fa informazione o comunicazione, è la nostra etica. Quindi questo per noi è un principio cardine. Il fatto di aver perso di credibilità molto probabilmente deriva dal fatto di non riuscire per tutta una serie di contingenze lavorative, i processi di produzione che sono sempre più veloci, non hai tempo di verificare a fondo, oppure devi muoverti su più piattaforme, però nel momento in cui leggo un articolo mi chiedo: sarà vero o non sarà vero? Ecco, ci dobbiamo interrogare sul perché di questa cosa. Io tengo a precisare il perché del Manifesto di Venezia. Ci siamo trovate insieme ad altre colleghe, era un momento in cui era esploso, purtroppo permane, il fenomeno del femminicidio e anche abbiamo rilevato che nel racconto del femminicidio c'era sempre questo punto di vista che privilegiava chi uccideva rispetto alla vittima ancora adesso. Noi volevamo in qualche modo non dettare delle regole, ma contribuire a un salto culturale, per cui il Manifesto di Venezia non era e non lo è ancora adesso, un decalogo prescrittivo o semplicemente si voleva dire: sentite, possiamo ragionare un po' su queste cose insieme, cerchiamo di non replicare gli stereotipi nei titoli che poi sono gli stereotipi che abbiamo noi in testa e che poi confermano quelli di chi ci legge, cerchiamo di riflettere. Per cui secondo voi va bene cuoco uccide l'amante? Perché l'amante? L'amante vuol dire già che è quasi colpa della donna che è l'amante, la colpa di essere amante, no? Perché cuoco uccide una donna, che sarebbe molto più lineare? Ecco, queste cose che sembrano banali ma non lo sono, noi abbiamo tentato di metterle in queste piccole 10 regole che le vuoi seguire, le segui, non le vuoi seguire significa che probabilmente però almeno ti ho messo il dubbio di provare a rifletterci. La cultura della non violenza, la cultura della parità di genere purtroppo non c'è. Finché noi non facciamo un salto culturale, per rispondere alla tua domanda, c'è tanta strada da fare ancora.